che lo rivela agli occhi e le battute della gente, o la curiosità di una ragazza irriverente che ti avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente, tra tutte le virtù la più indecente. Passano i mesi, gli anni, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo legato col buco del culo. Sonni vendati al lume del rancore che prepara gli esami